Una buona domenica, gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con iReporter Sì o No, il format domenicale del gruppo editoriale TV7 che prende un tema d'attualità e mette a confronto due personalità del territorio che la pensano in maniera opposta. Questa settimana il tema è di strettissima attualità, è proprio il caso di dirlo, è quello relativo ai vaccini e a questo tentativo da parte del Veneto di capire se è possibile pervenire a vaccini al di fuori, insomma, di quello che è il canale aperto dall'Unione Europea, ovviamente è giusto specificarlo come ha detto il Presidente Zaia, mantenendosi all'interno della legalità. Ne discuteremo con le due ospiti che vedete già collegate con me. Abbiamo a favore del sì Sonia Brescacin, consigliere regionale per la lista Zaia Presidente. Buona domenica. Buona domenica a tutti. E per il no invece abbiamo il consigliere regionale Anna Maria Bigon del Partito Democratico. Buona domenica e bentrovata anche a lei. Buona domenica a tutti, grazie per l'invito. Bigon, comincio proprio con lei perché voi anche comunque nelle scorse ore, negli scorsi giorni vi siete espressi, insomma avete detto non siete contrari ad avere ovviamente più dosi, però c'è un po' il rischio quello di andare poi a contrattarle al di fuori del canale aperto dall'Unione Europea, giusto? Sì, noi siamo ovviamente d'accordo con la vaccinazione, tra l'altro sappiamo perfettamente che questo governo dovrà dare una spinta, un'accelerata in modo tale che i vaccini debbano e possano essere fatti nel più breve tempo possibile per raggiungere ovviamente l'immunità di gregge. È altrettanto vero che assolutamente non concordo su mercati paralleli. I vaccini sono stati contrattati da parte dell'Unione Europea, dello Stato italiano, in modo tale che siano sicuri per la salute della collettività. Un mercato parallelo, tra l'altro negato dalla stessa ditta farmaceutica, la Pfizer e da altri, io credo che veramente diventa difficile e quantomeno insomma da accertare. Ecco, Brescacini invece che vantaggi ovviamente potrebbe avere il fatto di riuscire a pervenire a maggiori dosi di vaccino, magari anche in un tempo minore rispetto a quello che è l'accordo tra poi le ditte produttrici e l'Unione Europea? Ma innanzitutto io penso che sia importante la premessa. Stiamo parlando di come amministratori pubblici, quello di cui dobbiamo occuparci è quello di preoccuparci della salute dei cittadini, di tutti i cittadini. In questo caso l'obiettivo della Regione Veneto, ma è l'obiettivo di tutto il nostro paese e di tutto il mondo, è quello di arrivare ad essere, nel caso nostro, un Veneto Covid-free. E infatti per noi al momento l'esempio è quello di Israele, dello Stato di Israele, che hanno già vaccinato tutti e hanno visto un calo importante dei contagi e quindi degli accessi in ospedale. Nei giorni scorsi i dati abbiamo vaccinato oltre 250.000 persone come prime dosi e circa 110.000 doppi vaccini. Allora io lo chiamo DQP, ovvero di questo passo. Noi abbiamo fatto questi risultati in un mese e mezzo. Allora, di questo passo, per vaccinare nei prossimi 10 mesi vaccineremo 1 milione di veneti e quindi vorrebbe dire che ci metteremo anni per vaccinare l'intera popolazione veneta. Per questo al momento per noi è importante riuscire a vaccinare il più possibile e mi dispiace poi quando si parla e si usano termini che evocano comunque un qualcosa di non pulito, di non trasparente. Anzi, io penso che la Regione Veneto si sia sempre comportata col Presidente Zaia e con la direzione sanitaria, con il dottor Flor, in modo assolutamente trasparente nei confronti di tutti quanti. E quindi nel momento in cui, come molte altre regioni, hanno avuto delle proposte di vaccini, siamo andati a verificarle, seguendo quella che è la legislazione, quello che è il canale di trasparenza e anche di trasparenza, che è sempre tanto parlata negli ultimi anni il concetto della trasparenza, ma poi quando ce l'abbiamo non ci va bene. Bigon, insomma, i tempi che ha espresso il consigliere Brescacin, se poi ovviamente confermati, sono un po' preoccupanti perché
Vaccinare 1 milione di persone in 10 mesi vuol dire quanto 3 anni forse per vaccinare ovviamente tutta la popolazione veneta stante le condizioni attuali. Ecco, quindi forse non sarebbe il caso di cercare in qualche modo di accelerare questo processo di vaccinazione? Certo che va accelerato, va sicuramente accelerato, il governo deve fare immediatamente questo e il governo è l'unica autorità che può farlo al momento, dopodiché se viene autorizzata un'altra strada siamo tutti d'accordo che dobbiamo vaccinarsi immediatamente, ma al momento un mercato parallelo non è consentito, l'ha detto la stessa Presidente dell'Europa, dell'Unione Europea, hanno detto ovviamente anche le ditte farmaceutiche non hanno assolutamente aperto ai privati, per cui al momento sono proclami che rimangono lì. Dopodiché, ripeto, vedere che ci sono questi numeri di intermediari di cui noi non conosciamo i nomi e la trasparenza credo che quantomeno insomma, dovrebbero mettere a conoscenza chi sono queste ditte. Abbiamo visto in qualche TV qualche nome, anche ieri sera, qualche giorno fa, però io credo che la trasparenza sia chi sono, se effettivamente i vaccini sono quelli, se sono autorizzati, perché ricordiamoci che la trattazione fatta dall'Unione Europea è stata fatta sulla base di molte restrizioni, verissimo, ma trattiamo vaccini. I vaccini tutelano la salute nel momento in cui sono conservati correttamente e nel momento in cui ovviamente la dose interna è corretta. La vaccinazione non è una cosa che possiamo fare così superficialmente. Sappiamo sicuramente anche di altri stati, sappiamo anche però che alcuni stati non hanno seguito tutta la procedura che l'Europa ha chiesto. Quindi accelerazione sicuramente, non possiamo permetterci 3 anni per la vaccinazione, dobbiamo farla come tutti hanno detto entro l'estate, massimo l'autunno, altrimenti ovviamente l'immunità di gregge non la otteniamo e rischiamo di ricadere ancora in pandemie e quindi dobbiamo conseguenze non solo per la salute ma anche per l'economia che già è una situazione grave. Questo però non significa che nel momento in cui ricevo o chiedo offerte a persone che non sono legittimate possa essere la cosa corretta, soprattutto per i vaccini. Questa è la nostra posizione. Ecco, Brescacin, le chiedo questo, su un tema così delicato, su un tema così fondamentale come quello ovviamente di una vaccinazione di massa come mai si era vista prima nella nostra storia, non sarebbe forse il caso che tutto fosse deciso da un ente centrale, in questo caso il governo, per evitare magari che poi si vadano a creare delle differenziazioni tra regioni in qualche modo avvantaggiate o comunque che sono riuscite ad aprire un canale rispetto a regioni che invece sono rimaste un po' in difficoltà? Sì. No, grazie per la domanda, perché penso che è proprio quello che ha fatto il Veneto. Nel momento in cui il Veneto, come altre regioni, si sono viste proporre o offrire qualche cosa, non potevano girarsi dall'altra parte, hanno dovuto affrontare quello che gli era stato presentato, no? Quindi l'offerta di vaccini. Ma la regione Veneto che cosa ha fatto? Lo ha detto molto bene anche nei giorni scorsi il presidente Zaia. Si è rivolta inizialmente il 3 febbraio all'AIFA. AIFA che poi nei giorni successivi ha risposto alla Regione Veneto dicendo di rivolgersi al dottor Arcuri, a cui la Regione si è assolutamente rivolta, per cui stiamo parlando di come se si fosse fatto un procedimento che non va bene, no? Nel momento in cui in realtà la Regione da sempre, tutti i giorni, ha spiegato passo dopo passo quello che ha fatto assolutamente in modo corretto e in modo legittimo. Poi vorrei anche ricordare che per esempio la Germania, che è un paese all'interno dell'Unione Europea, si è comunque mossa per procurarsi dei vaccini oltre a quelle che erano le forniture garantite dall'Unione Europea, e quindi la Germania come ha fatto a ottenere e andare a comprare queste dosi aggiuntive? Mi pare, alla fin fine mi pare molto chiaro e molto semplice. Dobbiamo vaccinare, diceva la consigliera Bigon, per l'estate, per l'autunno, per l'estate. Io torno sempre a DPQ, di questo passo non ci arriviamo, ma non lo sto dicendo io, lo ha detto per esempio in questi giorni qua anche la Fondazione Gimbe. La Fondazione Gimbe ha detto che
In questo trimestre sono arrivati un terzo delle dosi attese. La campagna vaccinale è ostaggio di forniture centellinate. Allora io penso che se ci sono delle strade per poter dare una soluzione, una velocizzazione a questo, lo si debba fare in un modo assolutamente corretto. Poi è giusto sempre tornare indietro perché è passato un anno, no? Siamo a un anno dall'inizio della pandemia, però poi le vicende ci travolgono e quindi rischiamo anche di dimenticare quello che abbiamo vissuto. Ma un anno fa vivevamo una condizione di inesistenza sul mercato di quello che era in quel momento assolutamente importante e bisognoso per noi, ovvero le mascherine, i respiratori, e che non si trovavano nel mercato, no? E quindi cosa hanno fatto le regioni? In modo corretto si sono rivolte al mercato e si sono approvvigionate di questo, e lo Stato anche ha fatto ugualmente questa attività. Oggi ci troviamo in questa stessa condizione, no? Che i vaccini non arrivano. Pensi che la nostra regione con la sua organizzazione è in grado di fare oltre 1 milione di vaccini al mese, quindi questo vorrebbe dire in 4 mesi, poco più, vaccinare la nostra popolazione. Pensi che la provincia da cui io arrivo, che è la provincia di Treviso, sarebbe in grado di vaccinare ogni giorno 10.000 persone, ma in una settimana arrivano 7.500 vaccini, quindi questa è la condizione in cui lavoriamo. No. Sì, no, non so, consigliera Bigon, se si vuole replicare a questo, e poi le chiedo anche, insomma, se la preoccupa questa inchiesta della Guardia di Finanza che di traverso, insomma, sta un po' interessando anche il Veneto con appunto i NAS che hanno fatto visita alla Regione Veneto nella giornata di venerdì. Allora, la prima cosa che posso dire, e credo che sia insomma anche logico pensarla, è che nel momento in cui le stesse case produttrici di vaccini non riescono a fornire l'Europa e l'Italia, mi domando come possa essere possibile che ci sia un mercato parallelo dove lo vendono magari a privati sempre per le regioni, prima cosa. E questo è il dubbio che un governatore a cui insomma chiediamo una maggiore responsabilità magari del buon padre di famiglia, che è già importante, la responsabilità di un rappresentante importante delle istituzioni. Per cui, insomma, questa è una domanda, un dubbio che non si deve, credo, porre. L'altro dubbio che si deve porre è il prezzo. Abbiamo dell'offerta, da quello che abbiamo saputo, perché ripeto, magari da quello che abbiamo visto in TV, a volte della proposizione di mercati paralleli di vaccini, fornitori di vaccini che costano addirittura meno o pari a quello. Anche qua la domanda che uno dovrebbe porsi. L'altro aspetto, è vero che la Germania non ha fatto, è altrettanto vero che è stata contestata, vero è che di fatti, a mio parere, nostro parere, può farlo l'Italia, e non tanto la regione, con dei protocolli ben precisi, perché l'Europa, a diversità di altri stati, e parlo ad esempio del Regno Unito, abbiamo voluto maggiori restrizioni per quanto riguarda la garanzia dei vaccini. Sappiamo che ci sono più fasi, no, di controllo. Addirittura noi chiediamo la terza fase, che è quella proprio anche della prova. Per cui, certo. Insomma, sulla base di questo si aggiunga il fatto che le stesse case produttrici hanno detto che loro non forniscono vaccini a mercati diversi da quelli istituzionali. Anche questa è un'altra domanda che ci dobbiamo porre. Per cui noi non è che non vogliamo i vaccini, noi vogliamo i vaccini assolutamente, e credo che dovremmo tutti insieme, visto che siamo tutti insieme, fare ancora più, spesso vedremo, una maggiore fornitura. Per quanto riguarda le indagini, ho visto stamattina, credo che sia un atto dovuto, nel senso che nel momento in cui ci sono segnalazioni la procura verifica. Certo. Brescacin, allora giro a lei la domanda, la considerazione che ha fatto la collega, cioè com'è possibile che si sia aperto questo canale, per così dire, alternativo, se effettivamente nemmeno i governi, gli stati centrali riescono ad avere insomma le forniture che chiedono? Ecco, come mai si trova questa disponibilità al di fuori di questo canale aperto?
Guardi, io non so questa cosa perché io credo che se le regioni, come la regione Veneto, anche le altre regioni hanno ricevuto delle proposte, le hanno valutate, le devono verificare e devono seguire la procedura legislativa. Penso che dovrebbero essere le case farmaceutiche a dire se hanno anche, se il loro mercato com'è. Queste sono grandissime case farmaceutiche di livello mondiale, quindi dovrebbero spiegare se hanno dei concessionari, se hanno realtà che hanno delle licenze per poter proporre il loro prodotto. Mi risulta che lo stesso dottor Arcuri abbia ricevuto delle proposte per l'acquisizione di dosi di vaccini aggiuntivi e che quindi non abbia detto di no, ma evidentemente starà anche lui verificando e seguendo quella che è la procedura, quindi alla fine si sta lavorando tutti in una stessa direzione, no? Su questo io penso che mi pare molto chiaro, ecco, come sono emerse tutte le condizioni in questi ultimi giorni. D'altra parte cosa dovrebbe fare una regione qualsiasi? Tutte le regioni le hanno ricevute, tutte le regioni sanno bene che noi dipendiamo oggi, e come anche il governo, lo ha detto anche il nuovo presidente Draghi, no? Che dobbiamo dare un'accelerata importante sul campo della campagna vaccinale. Quindi tutte le strade che si possono percorrere, corrette, legittime, vanno fatte, no? Come d'altra parte anche noi abbiamo fatto. Bigon, vorrei tornare su un punto che aveva espresso prima, che comunque mi pare sia abbastanza un punto cruciale, ossia quello del prezzo. Insomma, voi sostenete che in un'economia di mercato è poco credibile che il prezzo sia uguale se non minore rispetto a quello proposto ai governi, perché anzi all'Unione Europea, chiedo scusa in questo caso. Quindi a maggior ragione voi dite il prezzo, se fosse, sarebbe più alto. Credo proprio di sì, nel senso che e se fosse più alto, cosa che dovrebbe essere presumibile così, perché di fatto insomma, e se fosse più alto mi domando allora e valuto quella che è la qualità che mi viene fornita, perché anche in quel caso lì facciamo un bene o facciamo un danno. Allora, premesso che la tutela della salute credo che per chiunque debba essere la priorità in assoluto. Ovviamente c'è anche l'economia, ma la salute è un valore che non ha paragone, vero? Vale più di un'economia. A maggior ragione dico, i dubbi sono tanti, ma tra l'altro non è che poi la regione si sia messa in contatto direttamente con la casa produttrice, non è che ha fatto. È questo intermediario, questa figura che pone anche di dubbi delle questioni, questi prezzi, queste forniture che dicono ma adesso il vaccino può essere venduto a un prezzo addirittura inferiore di mercato, ma se aspettate ancora magari alziamo il prezzo. Figure sono, mi chiedo anche questo, insomma. Io credo che un governatore ha assolutamente il dovere di verificare questo. Noi avremmo agito in un altro modo sicuramente, ripeto, il vaccino non è la mascherina, non possiamo paragonarlo alla mascherina, a mio parere. Berescacini, sul fatto del prezzo cosa si sente di replicare? Allora, io non conosco i prezzi, allora le acquisizioni come qualsiasi acquisto in questo caso per la sanità, soprattutto anche se si tratta di medicinali, appunto come dicevamo adesso, vengono svolte dalla direzione tecnica che hanno la responsabilità e la competenza nella gestione delle acquisizioni dei beni, dei prodotti e dei servizi a favore, in questo caso, del servizio sanitario regionale, e quindi certamente attuano quelle che sono le disposizioni anche in tema di valutazione dei prezzi e su questo non possiamo di tutto fare un pensiero per innescare, far pensare anche a chi magari ci sta ascoltando da casa a chissà cosa o a chissà di brutto, di losco o di sporco. Io penso che come tutte le cose devono seguire quella che è la procedura legislativa e la procedura tecnica. Non compete di certo alla parte politica verificare svolgere questo tipo di attività. Lungi da noi assolutamente, e la parte tecnica lo fa in modo rigoroso come lo fanno sempre, come continueranno sempre a farla, ma non possiamo dipingere
questa situazione in questo modo così grigio. Io sono contraria a questo modo di trasmettere, ecco, la comunicazione ai nostri cittadini. E il Presidente Zaia fa bene tutti i giorni andare di fronte a tutti a dire giorno per giorno cosa si sta facendo, cosa non si sta facendo, lo fa insieme a chi ha anche la competenza tecnica sul tema dei vaccini. È sempre stato a fianco il direttore generale, il dottor Flor, a spiegare quanto si sta facendo assolutamente. D'altra parte la Regione Veneto, anche sul tema dei medicinali, fa acquisizioni importanti nell'arco di tutto l'anno e fa acquisizioni da fornitori qualificati, fornitori della nostra regione, e probabilmente sono anche i fornitori delle altre regioni, e quindi lo si fa in modo corretto a tutela di tutto. Vigon stava per intervenire? No, dicevo, sì. no, prego. L'unica precisazione è che è vero che c'è l'aspetto tecnico, ci mancherebbe altro, non è un politico che deve accertare queste, e nemmeno nessuno vuole mettere in brutta luce assolutamente. Queste sono però le versioni che sono uscite. Noi parliamo di mercato parallelo, che lo stesso Zaia ha detto che non è il mercato nero, però a me piacerebbe capire, visto che anche noi rappresentiamo una parte di persone, chi sono questi mercati, quali sono, chi sono questi intermediari, perché insomma l'affidabilità di una persona è fondamentale. Ripeto, tutti noi vogliamo vaccinarsi, ma con vaccini sicuri che abbiano fatto quei passaggi prescritti dalla normativa. Dopodiché, da quanto mi risulta, comunque il passaggio regionale vedremo nei prossimi giorni. Noi siamo contrari se non è una cosa assolutamente controllata. Assolutamente. Dopodiché è vero che tutti i giorni parla, è pertanto vero che forse ci fosse stato un confronto in Consiglio regionale, la cosa sarebbe stata migliore, perché parla tutti i giorni con i suoi giornalisti e comunica con i giornalisti, però anche noi rappresentiamo il popolo, noi siamo i rappresentanti dei cittadini, e credo che un confronto tra di noi su un argomento così importante sarebbe dovuto essere. Vigo, lo chiedo a lei, poi lo chiedo anche alla collega Brescacin. Se ci fosse effettivamente nell'ambito della legalità questa possibilità di acquistare i vaccini, avere un'importante fornitura, averceli magari anche prima, ma ad un prezzo più alto rispetto a quello che viene acquistato dalle altre regioni, sarebbe favorevole o sarebbe contraria? Guardi, se il passaggio è legale e quindi viene cambiata la normativa per cui anche la regione può acquistarlo, perché ripeto, la Germania l'ha fatto, non le sue regioni, per cui se il passaggio è regolare sull'aspetto legislativo, per cui si cambia da governo a regione, dall'Europa a governo, e il vaccino è regolare, anche fosse un importo leggermente superiore, se questo fosse per mettere in sicurezza tutti i cittadini, ci mancherebbe. Questo sarebbe, credo, anche da noi condiviso, avrebbe già preso. Perché non l'ha preso? Questo mi domando. Perché non l'ha preso? Forse, non lo so, Brescacin, perché non l'ha ancora preso? Forse perché giustamente stanno facendo... Se fosse così, tutto regolare. Certo, evidentemente, però credo che sia una fase in cui si stiano facendo valutazioni. Certamente, perché siamo all'interno di un quadro normativo, di un quadro giuridico in cui anche l'azione amministrativa, in questo caso regionale, deve essere svolta in modo corretto, ed infatti non siamo né io né la consigliera Bigon che dobbiamo andare a verificare i fornitori o quant'altro, ma lo fa chi di competenza. E chi è che ha la competenza oggi? Perché altrimenti parliamo di teorie. Oggi chi è che ha la competenza? La competenza in questo momento ce l'ha il governo, lo Stato, il dottor Arcuri, a cui la Regione Veneto, su indicazione di AIFA, si è rivolta, ha girato tutte le informazioni e le proposte che ha ricevuto, tant'è che il dottor Arcuri ha chiesto alla Regione Veneto di chiedere a questi fornitori i codici dei lotti, eccetera, una serie di informazioni, e la Regione Veneto si è attivata in questo senso qua, quindi si segue la procedura, altrimenti parliamo di teorie che però non corrispondono a quella che è la realtà su cui bisogna muovere. Chi ha la responsabilità di agire deve agire in modo corretto. Brescacin, anche lei ovviamente... Sì, vada Vigon, vada pure. Ecco, è proprio questo, è una competenza nazionale.
Quindi la prima cosa da dire è quella che io ho detto immediatamente: la competenza non è regionale, è nazionale per quanto riguarda i vaccini e l'acquisto, la fornitura e la distribuzione. Prima cosa. Per cui non c'è competenza al momento per quanto riguarda la regione, a meno che appunto non venga cambiata la normativa. Secondo aspetto è che, sempre la domanda importante, come mai le stesse ditte sono in ritardo con il governo, con l'Europa, e poi hanno dei mercati paralleli, dovrebbero avere questi mercati paralleli che di fatto dalle stesse ditte produttrici case produttrici sono state negate. Queste sono delle cose che ci devono porre le domande, quindi non è mettere in brutta luce niente a nessuno, è porre delle questioni per valutarle, perché insomma parliamo di vaccini. Certo, Brescaccini, pongo la domanda anche a lei che avevo posto prima ad Anna Maria Bigon. Sarebbe favorevole eventualmente a pagare un po' di più come regione, insomma, posto che ovviamente non deve pagarlo lei in prima persona, però intendo dire, sarebbe favorevole che la regione pagasse i vaccini magari un po' di più per averli prima, per arrivare prima, per venire prima a questa immunità di gregge? Guardi, io ho fiducia nella struttura tecnica regionale e anche nella struttura tecnica statale, che in questo momento hanno la competenza e anche la responsabilità di svolgere al meglio questo tipo di percorso e quindi di garantirci il miglior risultato possibile. E sicuramente loro lo faranno all'interno di quello che è il quadro di legittimità su cui le amministrazioni pubbliche oggi possono muoversi in termini di acquisti, in questo caso di prodotti, di medicinali, garantendo a noi la possibilità di avere il prima possibile i vaccini, ma di farlo in un quadro di assoluta legalità. Penso che questo è quello che dovremmo volere tutti quanti. Non è questione di dire cosa preferisco io o cosa non preferisco, ma quello che dobbiamo chiedere è che di fronte a delle proposte, a delle realtà, si vada a sviluppare l'argomento e lo si porti ad una soluzione che può essere positiva o può essere negativa, ma che va assolutamente dispiegata questa attività e portata a termine all'interno della legalità. E noi chi è la competenza? Le strutture regionali e le strutture statali. Bene, siamo in chiusura di questo appuntamento. Io vi ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito, però in chiusura mi sono tenuto proprio gli ultimi 2 minuti per questo. Oggi, domenica 21 febbraio, è un anno, è l'anniversario esatto dello scoppio dell'emergenza in Veneto, quindi volevo chiedere a tutte e due, partendo dal consigliere Bigone e poi Sonia Brescaccini, insomma un rapido commento su questo, perché da un anno a questa parte il nostro mondo è veramente cambiato. È cambiato in negativo sotto molti aspetti. Pensiamo a tutte le persone che sono morte, a tutte le persone che avranno delle conseguenze per la malattia che ha avuto, del Covid, e ovviamente anche ad aspetti economici come le persone e i gestori di bar, ristoranti, attività, eccetera, che ci hanno rimesso sotto l'aspetto lavorativo, pertanto con un aumento della povertà e delle difficoltà economiche. Quindi è cambiato veramente il mondo. Quindi da qua però bisogna ripartire, e quindi il fatto di avere un governo quasi di unità, no? Molto ampio, che comprende tante forze politiche, può essere veramente una risorsa per il nostro Stato, in modo tale che i soldi che arriveranno da una parte dovranno questo governo mettere in sicurezza immediatamente la salute pubblica, ecco perché i vaccini subito dalla parte appunto del governo e dell'Europa, e dall'altra rilanciare l'economia con quei soldi che arriveranno, in modo tale che non sia un debito come tutti magari pensano, eccetera, per le prossime generazioni, ma che alle prossime generazioni arriva veramente un buon ritorno. Perché insomma è stato veramente un anno brutto, dobbiamo prendere quello che arriva di buono. Brescaccini, allora, con la speranza che questo 2021 ci possa in qualche modo, no, portare fuori da questa emergenza. Sì, è vero, siamo nel 2021 e guardiamo avanti guardando una ripresa, no? È vero, condivido il pensiero del consigliere Bigon, che questo va fatto sempre con uno sguardo anche a ciò che abbiamo vissuto nel passato, a tante persone di cui purtroppo oggi dobbiamo portare ricordo, no? A quelli che oggi hanno difficoltà, certamente, a tutta la parte di depressione economica che
che ha colpito molte categorie delle nostre comunità. Dobbiamo anche ancorarci, probabilmente attaccarci a quello che purtroppo qualcosa di buono è venuto fuori, cioè una capacità di una comunità comunque di essere comunità, di cercare di superare un qualcosa di grande che non avremmo mai pensato di vivere, che da tantissimi anni non si viveva, no? È una guerra, no? È proprio una guerra che non era quella che eravamo abituati con la prima e la seconda guerra mondiale, però di fatto è una guerra di altro tipo. Guardare avanti soprattutto per le generazioni future che stanno vivendo anche loro in modo significativo, i giovani, questo periodo, questo anno assolutamente difficile come tutte le componenti. Io penso sempre anche molto al tema degli anziani che condividiamo in quinta commissione col consigliere Bigon, cioè che sono coloro che di fatto hanno creato questa nostra società e ce l'hanno messa a disposizione. Il compito nostro adesso è di far leva sulle cose positive che abbiamo, sulle energie che abbiamo, sperando sicuramente in una campagna vaccinale efficace, sperando che questo virus perda di forza e quindi che purtroppo però in questi giorni non sta avvenendo, quindi dobbiamo tenere sempre alta l'attenzione anche personale sui nostri comportamenti per noi e per le persone che ci stanno vicino. E però dobbiamo anche riprendere il respiro, ecco, e cominciare a guardare con le opportunità che avremo anche nei prossimi anni importanti da parte dell'Unione Europea e quindi del governo centrale e anche con il coinvolgimento delle regioni, far ripartire questi territori bellissimi. Grazie al consigliere regionale Sonia Brescacin per la lista Zaia Presidente. Grazie a voi e buona domenica. E grazie anche al consigliere regionale Anna Maria Bigon per il Partito Democratico. Grazie, buona domenica e grazie per l'invito. E grazie ovviamente anche ai nostri telespettatori, ai quali va l'invito di rimanere in compagnia dei programmi del gruppo editoriale TV7. Una buona domenica.